Conto alla rovescia per l'inaugurazione domani del nuovo tratto di Pedemontana Veneta attesa a Montebelluna. Aumenteremo l'attrattività delle nostre imprese, dice il sindaco Severina. Domani Antenna 3 sarà in diretta dalle 10:15 per seguire l'inaugurazione del tratto Bassano-Montebelluna della Pedemontana. A bordo del pullman con Zaia percorreremo i 35 km di superstrada. Veneto con parametri da zona bianca, il 7 giugno stop alle restrizioni, la regione è già pronta, dice il governatore, per la campagna vaccinale d'autunno e torna sull'autonomia, si riparte, dice. Va verso l'archiviazione il caso dell'infermiera del Vax Point di Lughignano che non ha iniettato il vaccino a un carabiniere, per la procura un errore isolato. Presentato a Montecitorio Coraggio Italia, il nuovo partito del sindaco Brugnaro, ne fanno parte 24 deputati e 7 senatori, tra loro anche il trevigiano Baratto. Presentazione dei dati economici del Veneto e della Marca in Camera di Commercio. Il presidente Pozza polemizza sul bonus del 110%, sarà un flop. Samantha D'Inca come Luana Englaro, il caso della trentenne di Feltre in coma irreversibile a cui la famiglia chiede di staccare la spina. La mamma, disumano non lasciarla andare. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ci siamo, domani è il grande giorno della superstrada Pedemontana Veneta con il taglio del nastro al tratto tra Bassano e Montebelluna. La città di Montebelluna è in attesa, è un risultato storico, dice il sindaco reggente Severina. Partiamo da qui. Questa prima tappa di Montebelluna per noi è fondamentale proprio per la direzione verso la Val d'Astico. Successivamente, quando verrà completata anche per andare verso est, verso Trieste, sicuramente poi sarà il massimo dei massimi. Atteso da decenni, ora il collegamento veloce verso ovest diventa realtà, rivoluzionando una mobilità ormai cronicamente inadeguata. Da domani, venerdì 28 maggio, la tratta della superstrada Pedemontana Veneta fra Montebelluna e Bassano, 35 km dei circa 94 dell'intera opera, sarà aperta al traffico alle 3 del pomeriggio. In mattinata alle 11 il taglio del nastro al casello di Bassano Ovest con il governatore Luca Zaia, poi il primo viaggio augurale. Presenti gli amministratori del territorio, tutti rigorosamente sottoposti a tampone per un evento Covid-free. Celebrazione a parte, si guarda agli effetti concreti di un'arteria non più rinviabile. Le nostre imprese avranno dei vantaggi enormi, soprattutto nel ridurre i tempi di percorrenza, nel ridurre i consumi, anche perché chiaramente com'è attualmente la viabilità trova tantissimi blocchi semaforici eccetera, e un inquinamento anche molto alto. Il cantiere è ora a 2/3 dell'opera per il collegamento con la 4 verso est, infatti bisognerà attendere il 2023. Nel frattempo Montebelluna diventa il casello capolinea per il primo cittadino, un'ulteriore opportunità per l'intera zona. Ovviamente con l'autostrada che ti arriva alle porte incrementerà proprio il commercio, il traffico di commercio generale per Montebelluna, ma non solo per il commercio ma anche per tutte quelle attività enogastronomiche importanti che ci sono nella nostra zona, penso qui al Montello. Opera attesa non solo dalle imprese ma anche dai cittadini. Benvenga questa veramente evviva Zaia! All'incirca io ho 20 anni che sento parlare di Pedemontana, quindi è un bel po', sì. È una bella notizia per agevolare il traffico soprattutto, quindi speriamo che poi nella Bassanese si diluisca un po' il traffico. Ottima notizia, finalmente, almeno così ci sarà molto meno traffico. Speriamo in una viabilità un pochino più tranquilla. Ma c'è un gruppo di residenti che protesta, siamo a Case d'Ametto, vediamo perché. Hanno fatto bene a farla perché è una cosa che alle caprigioni fanno presto arrivare al lavoro, una cosa all'altra, va benissimo questo, però devono avere rispetto anche per le case qui dentro, insomma. Ma che sorte prigionieri? Chiama i vigili qui del comune, vieni fuori qui del comune e fate fotografie, non si è visto altro. E non si è visto altro. Chiedono di non essere dimenticati i residenti di Case d'Ametto, poche abitazioni a ridosso del nuovo casello di Montebelluna. Sul banco degli imputati la viabilità provvisoria con un'immissione complicata e poco sicura sulla Feltrina, come dimostra Loris a bordo della sua auto. È impossibile qua uscire e entrare. Bisogna andare a fare manovra sopra. Sì, bisogna andare più avanti, che non è neanche tanto facile.
minimo deve andare 1 chilometro qua più avanti. Che essendo che qua non abbiamo il gas, noi abbiamo bisogno di camion che entrano a portare il gasolio, la legna, tutto quanto. Un camion qua è impossibile che entri. Avendo di là la linea continua e qua tutto quanto, comunque abbiamo fatto esposto in comune, vediamo anche loro cosa ci dicono. Lo stesso Loris, che lavora a Bassano, ribadisce l'importanza della nuova pedemontana. Proprio per questo, dice, basterebbe poco per aumentare la sicurezza di tutti. Quindi adesso col mio lavoro va bene. Però ecco, basterebbe un accorgimento. Sì, quello che chiediamo è quello. Ma su questa importante inaugurazione interviene anche il sindaco di Treviso Mario Conte come presidente dell'ANCI regionale. Oggi abbiamo davvero bisogno di inaugurare, investire e continuare a investire sulle infrastrutture per migliorare la qualità della vita. Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Veneto, guarda con soddisfazione alla superstrada pedemontana e all'inaugurazione dei lotti da Bassano a Montebelluna. Un'infrastruttura strategica per il Veneto che agevolerà ovviamente la movimentazione tra la parte orientale e quella occidentale, quindi ringrazio in modo particolare la Regione Veneto, il Presidente Zaia, perché in un momento di impasse anche da parte del Governo ha saputo sostituirsi per l'ennesima volta a quelle che erano delle esigenze territoriali per riuscire a completare l'opera. Fondamentale per le attività economiche ma anche per i turisti che in Veneto, al di là dei luoghi tradizionali di villeggiatura, si spostano da una città d'arte all'altra. Pedemontana che avrà anche una ricaduta sulla viabilità locale. I sindaci, i cui comuni si trasformeranno in territori di attraversamento per raggiungere la nuova arteria, avranno ora la possibilità di verificarne l'effettivo impatto. Ovviamente ogni infrastruttura modifica quelle che sono le abitudini e i flussi di traffico nei nostri territori. Oggi l'impegno che noi come amministrazioni dobbiamo prenderci è quello di andare ad analizzare quelli che sono gli effetti e le ripercussioni nei nostri territori per poi poter adeguare quella che è la rete viaria. Però non vediamola in modo critico, ma vediamola in modo propositivo. Oggi è il momento di godere del beneficio di questa nuova infrastruttura. Da domani mattina dobbiamo sederci attorno a un tavolo per andare ad analizzare quelli che sono i punti deboli rimanenti del nostro territorio per continuare ad investire nelle infrastrutture. E come accade sempre in occasione di importanti eventi per la nostra regione, anche domani Antenna 3 sarà in diretta dalle 10:15 per seguire minuto per minuto l'inaugurazione del tratto Bassano-Montebelluna della Pedemontana. Alle 11 andremo a Bassano per la cerimonia con il taglio del nastro, poi con i nostri inviati saliremo a bordo del pullman con Zaia per percorrere i 35 km fino a Montebelluna. Ospiti in studio, interviste, collegamenti per seguire questa giornata importante. L'appuntamento dunque è per domani mattina alle 10:15 qui su Antenna 3. Veneto in zona bianca, sempre più in zona bianca a partire dal 7 giugno, stop quindi alle restrizioni, ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere come per le discoteche e le sagre. Su questo ha puntato il governatore Zaia oggi da Marghera, che è tornato poi sui temi dell'autonomia. Veneto ormai in zona bianca, i parametri parlano chiaro. L'indice R/T è 0,69 e l'incidenza del 29,8 su 100.000 abitanti. I tassi di occupazione degli ospedali e delle terapie intensive sono al 7%. Lunedì 7 giugno, se i parametri rimarranno questi, si potrà dire addio alle restrizioni. Abbiamo portato avanti quella proposta che io ho fatto di applicare da subito le aperture previste dal decreto nelle settimane e nelle giornate successive, che so, il 15 giugno l'apertura delle fiere. Se entri in zona bianca, se vuoi fare la fiera dall'8 di giugno, la puoi fare. Non solo. Così anche, vi ricordo che ne ho parlato in più occasioni, rispetto al coprifuoco, rispetto al coprifuoco se ne va il coprifuoco, non era proprio così scontato. Sul fronte vaccini sono state inoculate oltre 29.000 dosi nelle ultime 24 ore. Siamo già partiti con la terza campagna vaccinale Covid per l'autunno, dice Zaia, e avremo una sovrapposizione con le vaccinazioni anti-influenzali. Questo sarà per noi un banco di prova. Il virus che evoluzione avrà? L'unica cosa certa che possiamo dire è questa, che o diventerà endemico,
Quindi diventerà un virus che accompagnerà, senza i guai che abbiamo avuto fino adesso, come fosse un virus influenzale. Ci sarà chi se lo prende, chi vuole vaccinarsi, questo sarà il futuro. Oppure scomparirà, come è accaduto per il virus della SARS. Non abbiamo vaccini, continua, appena li avremo possiamo vaccinare anche i trentenni. Lo stesso vale per la vaccinazione ai ragazzi che devono affrontare la maturità. Noi siamo disponibili nei confronti dei giovani, ma le decisioni sulle scuole dipendono dal Ministero. Zaia è tornato poi a parlare anche di autonomia. Lo ricordo, inizieremo a mettere legna nella catasta per l'arrosto, per l'autonomia. Poi ha aggiunto: c'è anche da dire che è cambiata la maggioranza di governo, abbiamo il ministro Gelmini con la quale abbiamo un ottimo rapporto e abbiamo già ripristinato i collegamenti. Siamo stati rispettosi del periodo Covid, non mi sembrava il caso di star lì a far casino. Adesso insomma con 29,8 di incidenza su 100.000 abitanti di positivi possiamo anche pensare di parlare di autonomia. Zaia, che oggi però è tornato anche su un'altra questione, una vicenda di cronaca con le fiamme gialle che sono entrate in microbiologia al Cafoncello a Treviso. La questione è quella dei tamponi rapidi. Se la magistratura ha inteso fare questo, vuol dire che andava fatto questo, punto. Lapidario il commento del presidente Zaia sul blitz delle fiamme gialle in microbiologia a Treviso. Gli uomini della Guardia di Finanza in Borghese sono saliti al primo piano per acquisire informazioni e documentazione sui tamponi rapidi. Al centro dell'attenzione un'inchiesta della Procura di Padova. So che sono stati, ma non ho neanche parlato con Benazzi o nessuno, mi hanno detto stamattina c'è stata, penso che se è attività meritoria che fa la magistratura, ben venga. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno ascoltato il dottor Roberto Rigoli, nel mirino l'efficacia dei test rapidi utilizzati in Veneto e contestati dal professor Andrea Crisanti, autore di uno studio che ne metterebbe in dubbio l'efficacia. All'uscita dalla microbiologia era presente anche il direttore generale dell'ULSS Francesco Benazzi, che si è limitato a dire che sono state chieste informazioni in merito al funzionamento dei tamponi rapidi, un'attività, ha detto, collegata all'indagine di Padova, e non siamo certamente allarmati. E si va verso l'archiviazione per il caso dell'infermiera del Vax Point di Lughignano di Casale sul Sile, che lo scorso 2 maggio ha gettato via la siringa con dentro ancora il siero da inoculare durante una sessione vaccinale, episodio denunciato da un carabiniere. La procura sarebbe intenzionata a procedere quindi all'archiviazione del fascicolo aperto con l'ipotesi di reato di omissione in atti d'ufficio e falso. Si è trattato di un errore, io stessa mi sono sottoposta alla profilassi, ha sempre detto un'infermiera, sempre difesa tra l'altro e supportata dall'ULSS 2 Marca Trevigiana e conosciuta come una stimata professionista. Resta comunque sotto sequestro il contenitore dei rifiuti speciali, quello in cui venivano gettate le siringhe usate, dal quale, secondo i primi rilievi, non è però emersa alcuna irregolarità. Ci sono poi i temi dell'economia, presentazione dei dati della congiuntura in Veneto questa mattina in Camera di Commercio con il presidente Pozza che ha polemizzato su 2 fronti. Vediamo quali. Il 110% scade nel 2022, credo che non ci siano possibilità perché sia fatto. Parte dall'osservatorio della Camera di Commercio Treviso e Belluno la polemica sul bonus miglioramento energetico. Chiara la situazione per il presidente Pozza. Perché si sta inchiodando, perché le amministrazioni pubbliche purtroppo con il Covid lavorano in smart working e nella maggioranza reperire i fascicoli è difficile e quindi abbiamo appuntamenti anche a 6 mesi in certi comuni. Un provvedimento che invece potrebbe contribuire al rilancio economico del territorio che al momento vede tante luci ma anche diverse ombre. La ripresa c'è nel manifatturiero, c'è nella meccanica, non c'è ovviamente in alcuni settori tipo lo sport system. A soffrire ancora moda e alimentare, quest'ultimo legato alla chiusura di bar e ristoranti, con il presidente dell'ente camerale che non le manda a dire al governo. La ristorazione e gli alberghi purtroppo pagano le conseguenze dello stop. Anche in questi giorni stiamo vedendo, uno non può entrare in un bar, bersi un caffè nonostante abbia fatto il vaccino o sia con il test che è negativo, e questo è assurdo. Luci e ombre per le aziende, di conseguenza per i lavoratori, anche se il dato dei 30.000 licenziamenti denunciato dalla CGIL secondo Pozza non sarebbe reale. Dall'indagine veniamo fuori positivamente, il 93% ritiene di non licenziare, solo un 7%, e che probabilmente riguarderà non il manifatturiero ma più l'albergo, ristorazione e quelle legate al settore turistico. Il numero vero secondo Pozza non supera i 5-6.000
licenziamenti, pari a poco più dell'1% di tutti i lavoratori dipendenti in Veneto. Questo mentre accade il contrario in molte aziende. E qui il Presidente lancia polemicamente l'ultimo affondo sul reddito di cittadinanza. Stando a casa magari si sta meglio che andarsi a sacrificare, a lavorare oppure a spendere soldi di benzina, di trasferte e conviene a quel punto accettare il reddito di cittadinanza o aiuti simili. La cronaca ci porta a Paese, dove alle 13:30 di oggi si è sviluppato un incendio. Le fiamme hanno interessato gli arredi esterni di una ditta, ancora da quantificare la portata dei danni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto i carabinieri insieme a 3 squadre dei vigili del fuoco con autobotte e polizia giudiziaria. Non si esclude infatti il gesto doloso. E un fulmine ha colpito un'abitazione di via Gioberti a Pieve di Soligo alle 17:30 di oggi, mentre sulla zona stava imperversando un temporale. Immediato l'allarme sul posto, i vigili del fuoco di Conegliano, il suo M118, i carabinieri di Cison, che si sono accertati che all'interno del locale non ci fosse nessuno. Il cortocircuito si sarebbe innescato in cucina. Il proprietario, un uomo di 86 anni, fortunatamente non si trovava in casa. A rassicurare sulla situazione anche il sindaco Stefano Soldanna. Infortunio sempre per la cronaca nel pomeriggio in un'azienda agricola di Caerano San Marco. A rimanere ferito il titolare di 72 anni. Da una prima ricostruzione dei carabinieri di Montebelluna intervenuti sul posto sembra che l'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, sia finito sotto il mezzo in fase di accensione. Il 72enne è stato liberato dai vigili del fuoco grazie ad appositi cuscinetti e stabilizzatore per sollevare il mezzo. Poi è stato affidato alle cure dei sanitari. Lo hanno trasportato all'ospedale di Treviso, dove si trova ricoverato in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche lo Spisal. Sempre per la cronaca dalla Marca, 3 persone sono state denunciate e una arrestata. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri sulle strade della provincia. Ha tentato di investire con il suo motorino un agente della polizia locale dopo non essersi fermato all'alto imposto dalla pattuglia, allontanandosi ad alta velocità verso Quarto d'Altino. Protagonista di quanto accaduto lo scorso 25 maggio a Casale sul Sile, un 51enne veneziano che qualche ora dopo si è presentato alla stazione dei Carabinieri di Venezia denunciando il furto del mezzo raccontato che gli sarebbe stato rubato da ignoti il 23 maggio. Ma ieri mattina, durante uno specifico servizio dei militari di Casale sul Sile, l'uomo è stato visto proprio in sella al motorino di cui aveva denunciato il furto. Durante un successivo controllo il 51enne è risultato privo della patente di guida perché revocata e sprovvisto di copertura assicurativa. Per questo è stato sanzionato amministrativamente. L'uomo è stato anche deferito in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale e simulazione di reato. Sempre nel corso dei controlli per il rispetto del codice della strada, i militari della stazione di Pederobba hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 46enne montebellunese che martedì sera, mentre percorreva via Dalmazia a Montebelluna al volante della sua auto, ha perso più volte il controllo del mezzo, andando prima contro un paracarro per poi salire su una rotatoria prima di finire la sua corsa contro il muro di cinta di un edificio disabitato. L'uomo illeso è stato subito sottoposto alla prova con l'etilometro. Il tasso alcolemico è risultato superiore a 1,5 grammi per litro. Un 43enne è stato invece denunciato dai carabinieri di Macerata nella stessa serata, ma stavolta lungo la statale 13 a Spresiano, dove con la sua auto ha urtato una 27enne che ha riportato fortunatamente solo qualche lieve ferita. Anche lui, sottoposto ad accertamento, è stato trovato con tasso alcolemico pari a circa 3 grammi per litro. Infine a Montebelluna i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno rintracciato e arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso un cittadino dominicano di 49 anni che dovrà scontare la condanna ad 1 mese di carcere per guida in stato di ebbrezza commessa nel 2015 a Montebelluna. La politica, con l'ufficializzazione del nuovo movimento del sindaco di Venezia Brugnaro, Coraggio Italia, ne farà parte anche il parlamentare trevigiano Baratto. C'è anche il trevigiano Raffaele Baratto, ex sindaco di Pederobba, eletto alla Camera nelle file di Forza Italia, tra i 24 deputati passati al nuovo gruppo parlamentare Coraggio Italia, guidato da Giovanni Toti e dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. In Veneto e nella Marca Forza Italia, che già ha ceduto nel tempo molti dei suoi a Fratelli d'Italia, perde così alcuni dei suoi principali rappresentanti. Io credo che
sia importante che si porti un valore aggiunto nel territorio. Una parte di questo paese ha bisogno di una politica moderata, di dare una sicurezza in più a questo paese verso l'Europa, che oggi sicuramente dà una sfida molto molto importante. Ecco perché io davvero fin dal primo momento ho creduto a questo progetto, perché sono convinto davvero che può dare una svolta anche ai nostri territori. Troppa diversità di vedute, non mi riconoscevo più in Forza Italia, spiega Baratto, parole che ricalcano quelle pronunciate nella conferenza stampa alla Camera da Toti, Brugnaro e dal presidente del gruppo, il padovano Marco Marin. Ma Coraggio Italia non vuole prendere il posto del partito da cui in realtà proviene la gran parte dei suoi membri. No, noi non vogliamo sostituirci a nessuno assolutamente, noi vogliamo portare il nostro contributo. Io l'ho sempre portato a livello personale, a livello di partito, continuerò a farlo senza voler portare via niente a nessuno. Ripeto, è un valore aggiunto che probabilmente oggi serviva all'interno di un centro moderato. Con lui Forza Italia perde anche il principale sostenitore del coordinatore provinciale Fabio Chies. Lo aveva difeso anche al momento della caduta da sindaco di Conegliano, ma Baratto fa sapere che Chies non ha nulla da temere. Io appoggerò anche da questo punto Fabio Chies, da dove sono adesso, ancora più forte di prima lo appoggio, perché Conegliano ha bisogno di un amministratore serio, ha bisogno di un'amministrazione seria. Ritorniamo alla cronaca e andiamo a Ponzano per parlare di un vero e proprio dramma della solitudine dopo il ritrovamento del corpo di un uomo morto da 3 mesi all'interno della propria abitazione. È mancata la rete sociale, denuncia il sindaco. È assurdo riuscire a non accorgersi che un tuo vicino di casa, una persona che comunque vive la tua comunità, per quanto introverso e schivo sia, manchi per così tanto tempo. Io sono sconcertato perché questa situazione sanitaria sicuramente non aiuta e questo distanziamento sociale sta diventando un allontanamento sociale, ma qui c'è molto di più, c'è una comunità che non si accorge più della persona accanto. Non nasconde la sua amarezza il sindaco di Ponzano di fronte a quanto successo in questa palazzina di via Cautorta, dove nel pomeriggio di mercoledì un uomo di 58 anni, Giancarlo Cavinato, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Era morto da ben 3 mesi, le cause naturali. A chiamare sanitari e carabinieri è stato il fratello, che non sentiva da tempo, ma a sorprendere che nessuno, nemmeno tra i vicini di casa, si sia mai accorto di nulla. 8 le famiglie che vivono nel condominio. Di Cavinato oggi resta la posta che trasborda dalla cassetta delle lettere. Faceva l'autista, ma poi aveva perso il lavoro. Era schivo, solitario, ma per il sindaco non è una giustificazione. Questo non è un indice di motivo per cui uno rimanga solo, cioè alla fine ci sono i servizi sociali, c'è una comunità, c'è anche la parrocchia, e quindi credo che in qualche maniera, se qualcuno avesse dato una segnalazione, chi di dovere sarebbe intervenuto. Da qui l'appello ai concittadini perché fatti del genere non accadano più. Se ci sono delle persone che ritenete sole, che non vedete da tempo e che per qualsiasi motivo non avete la forza o il coraggio di incontrarle e avvicinarle, fate sapere questo agli uffici competenti, al comune, anche al sindaco, ai servizi sociali, al parroco. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per parlare della morte di Carla Fracci. C'è commozione anche nella Marca trevigiana. Proprio qui nel giugno del 2016 la sua ultima visita la vedete in centro a Treviso per l'inaugurazione del quartiere I Mulini in zona Pescheria. L'evento era stato organizzato dall'associazione Mulini Pescheria con la partecipazione dell'amministrazione comunale. Un vero e proprio bagno di folla per la Fracci. A ricordarla sui social in queste ore anche l'attuale sindaco di Treviso Mario Conte. Carla Fracci era e resterà per sempre il simbolo dell'eccellenza artistica italiana nel mondo. Queste le parole di Conte. Andiamo adesso a Belluno.
Un fortunale, l'ennesimo di questo anomalo mese di maggio, ha investito violentemente nel tardo pomeriggio il capoluogo, la Valbelluna e la zona di Longarone. Grandine, forte vento e pioggia hanno causato disagi lungo le strade, allagamenti fra Longarone e Ponte nelle Alpi e lungo le strade della Sinistra Piave, dove oltre all'acqua e all'insidia del ghiaccio gli automobilisti hanno dovuto fare fronte anche a ghiaia e terriccio scesi dai versanti che delimitano le careggiate. Brusco anche il calo delle temperature. Il centro decentrato della Protezione Civile ha diramato un'allerta idrogeologica per le prossime ore. Adesso a Feltre, dove continua a far discutere il caso di Samantha. Abbiamo sentito la mamma. Un'operazione al femore eseguita in ospedale a Feltre, che sembrava perfettamente riuscita, per Samantha è stata l'inizio della fine. La degenza post-operatoria l'ha portata a un secondo ricovero, al collassamento dei polmoni, a un coma vegetativo in cui giace dallo scorso dicembre nel Santa Maria del Prato, dopo un inutile tentativo di salvarla in un reparto specializzato di Treviso. La mamma, che ogni mattina si siede accanto al suo letto per un'ora a guardarla, parla così. Lei è certa che sua figlia non avrebbe voluto quello che le sta accadendo? Sì, con grandissima certezza che una mamma possa dire questo non può essere una falsità, perché mia figlia io l'avrei voluta a casa, ma è anche vero che mia figlia è sempre stata una persona indipendente. La famiglia tutta vorrebbe che Samantha fosse lasciata andare, così come fu per Eluana Englaro. Ma anche in questo caso il comitato etico dell'azienda sanitaria si oppone. Il calvario che fu per la ragazza friulana e la sua famiglia sembra doversi drammaticamente ripetere in maniera speculare. Se lei fosse al posto di sua figlia, cosa vorrebbe che facessero gli altri suoi figli? Nei panni di mia figlia, lasciatemi andare. Lasciatemi andare, io l'ho già detto. Lasciatemi andare, non ha senso. E una mamma che si trova nella sua situazione, che si trova di fronte chi questo lasciare andare non lo permette, cosa dice? Che non permettono del fine vita, io trovo che, l'ho detto anche al giudice, è disumano. Queste quindi le parole della mamma di Samantha, veri e propri fendenti. Ci sono poi i temi dell'economia, con ACC che recupera 15 giorni di sopravvivenza in più. I principali clienti e fornitori in luogo delle banche hanno infatti garantito il loro supporto all'azienda fino a metà giugno. Se il Mise non interverrà per lo stabilimento, il destino è già segnato. Assemblee drammatiche in ACC il giorno dopo l'incontro fra le organizzazioni sindacali e la rappresentanza di fabbrica con il commissario straordinario Maurizio Castro. 15 giorni di vita in più. Questo è il limite garantito dall'intervento economico dei principali fornitori e clienti dell'azienda di Borgo Valbelluna, grazie all'iniziativa sollecitata dai sindacati che ha prodotto la convocazione del tavolo regionale. È un risultato parziale, è un risultato ottenuto grazie a parole di verità, e le stesse parole di verità oggi noi le chiediamo però al governo. Bisogna uscire allo scoperto, bisogna che il governo dica, che il Ministero dello Sviluppo Economico dica quale soluzione ha in mente per questo stabilimento. Il tempo delle promesse è finito e oggi il richiamo unitario è al senso della responsabilità in capo a governo e Mise. Se le notizie non dovessero arrivare siamo pronti a mobilitarci come abbiamo sempre fatto, perché i lavoratori non sono assolutamente rassegnati, sono impegnati ma non rassegnati. Dopo il 16 la situazione sarà drammatica, passeremo dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero del Lavoro. Dovremo andare a Roma a firmare la cassa integrazione straordinaria, perché ad oggi queste sono le premesse. Nessuna soluzione all'orizzonte a 22 mesi dall'annuncio del disimpegno dei cinesi di Wanbao. La pazienza dei lavoratori è finita, non la speranza, pur in una condizione che li vede lavorare a stipendio ridotto. Hanno percepito 4,50 € all'ora questo mese, perché è stato decurtato del 15% come il mese scorso e verrà decurtato anche il mese di maggio. Rendiamoci conto che poi questa percentuale persa nessuno ci sta dicendo come e quando verrà restituita a questi lavoratori. Lavoratori, ostaggi e prigionieri della burocrazia dell'Unione Europea.
È un caso di scuola, purtroppo è capitato a noi, ma sicuramente questo è anche l'indice di una scarsa attenzione magari anche dei nostri politici europei sulle vicende delle fabbriche italiane. Da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Bentrovati al meteo. Anticiclone sull'Italia, bel tempo quindi anche sul nostro territorio che si avvia così a vivere un fine maggio un po' più stabile. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 28. Sul Veneto avremo generali condizioni di tempo asciutto, avremo infatti una giornata decisamente soleggiata come vediamo su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura in corrispondenza dei rilievi ma senza conseguenze. Temperature gradevoli, minime tra 8 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 20 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo uno scenario simile con tanto sole dappertutto e cielo terso e limpido, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime sui 22-23 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui di fatto avremo un ampio soleggiamento, qualche nuvola sui settori alpini di confine ci sarà ma senza conseguenze. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe.